Prova, sì, prova. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città, Gerusalemme.
Seguiamo perciò il Signore, facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché resi partecipi per grazia del mistero della croce, possiamo avere parte alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami e concedi a noi, tuoi fedeli, che seguiamo esultanti Cristo nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo, e vive e regna nei secoli dei secoli. Disse loro: perché slegate il legno? E si rispose:
e sorelle, imitiamo le folle che acclamavano Gesù e procediamo in pace. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo
e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fratelli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. Lo tema tutta la discendenza di Israele. Dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi.
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne suo privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Sì. Signore sia nel vostro cuore e sulle vostre labbra, perché possiate proclamare degnamente la passione di nostro Signore Gesù Cristo e del nostro Padre. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro: Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E ricevuto un calice, rese grazie e disse: Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: Questo è il mio corpo, che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. Il Figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse: I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno,
come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. E siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. E Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. Gli rispose: Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu, per 3 volte, abbia negato di conoscermi. Poi disse loro: Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Risposero, Nulla. ed egli soggiunse: Ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della Scrittura. E fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. Ed essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse: Basta. Ora possiamo metterci a sedere. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguivano. Giunto sul luogo, disse loro: Pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro: Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: Lasciate, basta così. E toccatogli l'orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie e del tempio e anziani: Come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco
e guardandolo attentamente disse: Anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo: O donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse: Anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: O uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva: In verità, anche questi era con lui. Infatti è Galileo. Ma Pietro disse: O uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano: Fai il profeta, chi è che ti ha colpito? E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al Sinedrio e gli dissero: Se tu sei il Cristo, dillo a noi. Rispose loro: Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti dissero: Tu dunque sei figlio di Dio? Ed egli rispose loro: Voi stessi dite che io lo sono. E quelli dissero: Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca. Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare i tributi a Cesare e affermava di essere Cristo Re. Pilato allora lo interrogò. Sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispose. Tu lo dici. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. Ma essi insistevano, dicendo: Costui solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Udito ciò, Pilato comandò se quell'uomo era Galileo e, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non rispose a nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici fra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode, infatti ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte.
Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà. Ma essi si misero a gridare tutti insieme: Toglilo di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba. Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: Crocifiggilo, crocifiggilo! Ed egli, per la terza volta, disse loro: Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte, dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro gride crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi. Gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri 2 che erano malfattori. Ci alziamo in piedi. Quando giunsero lungo il luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: Costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò.
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quando era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro, come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono gli aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alcune brevi sottolineature dei brani della Sacra Scrittura che abbiamo ascoltato, in particolare della Passione secondo l'Evangelista Luca. 3 sottolineature. La prima: Gesù entra nella sua passione e conclude la sua vita pregando. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. La preghiera di Gesù in questi momenti indica il segreto più intimo e più forte della sua vita, e cioè la sua relazione di fiducia e di abbandono filiale alla volontà del Padre. È un'indicazione preziosa anche per noi. Se vogliamo conoscere e seguire Gesù, se intendiamo essere suoi discepoli, questa è anche per noi la condizione, la via, una relazione di fiducia, di affidamento al Padre, uniti a Gesù, anche e specialmente nei momenti di prova. E la preghiera è espressione di questa fiducia e affidamento a Dio nostro Padre. La seconda sottolineatura la prendo dalle parole che Gesù si sente dire mentre è in croce: salva te stesso. Per ben 3 volte, se avete fatto caso, per ben 3 volte in pochi versetti è registrata questa frase. Ha salvato altri, salvi se stesso se è Lui il Cristo di Dio, l'eletto. Se tu sei il Cristo, il Re dei Giudei, salva te stesso. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi.
chi lo insulta riconosce che Gesù ha salvato altri, salvi se stesso, riconosce che Gesù ha salvato altri. E tuttavia con animo malevolente, cattivo e invidioso di questo bene fatto da Gesù, lo sfidano a salvare se stesso, come prova del suo essere il Cristo. Vediamo se sei capace di salvare te stesso. Hai salvato altri. Se ci pensiamo, è qualcosa di molto simile alla tentazione che Gesù ha dovuto affrontare nel deserto. Di che queste pietre diventino pane. Buttati giù e gli angeli ti prenderanno. Cioè, se vuoi essere il Cristo, cioè il Messia, devi salvare te stesso, perché essere il Cristo vuol dire salvare te stesso. Ebbene, Gesù dà un altro significato completamente diverso al suo essere il Cristo, il Messia. Essere il Messia, essere il Cristo vuol dire per lui donare se stesso, donare la vita. Chi vuol salvare la sua vita la perderà. Chi la perderà per me, per il Vangelo, la salverà. Quello che chiede a noi, Gesù l'ha fatto per primo. Non ha salvato la sua vita, ma l'ha totalmente donata per amore, liberamente, per amore del Padre, del suo desiderio di mostrare quanto amava l'umanità e per amore nostro. Fate anche voi lo stesso. E infine un terzo versetto. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Visto ciò che era accaduto. Che cos'era accaduto? Che cosa aveva visto? Aveva visto e sentito la preghiera di Gesù, che aveva perdonato e aveva invocato il Padre perché perdonasse a quelli che lo mettevano in croce. La preghiera di Gesù che faceva totalmente affidamento al Padre. E aveva visto il dono di sé che Gesù aveva fatto rifiutando di salvare se stesso. Veramente quest'uomo era giusto. E davvero Gesù era giusto. Anzi, era il giusto, colui che ha realizzato la sua esistenza nel modo pienamente conforme al progetto di Dio, cioè nel modo giusto, l'unico che l'abbia fatto in maniera totale e piena. Ed è anche colui che rende giusti, cioè conformi al disegno di Dio, coloro che credono in Lui e che si uniscono a Lui. Ma perché possiamo credere in Gesù e diventare anche noi giusti, occorre anzitutto che ci battiamo il petto, come la gente che se ne andava dal Calvario, facendo proprio questo. Battendosi il petto, riconoscendo di aver bisogno del perdono, della misericordia e dell'aiuto del Signore. Anche noi dobbiamo, di fronte a quello che abbiamo ascoltato e per così dire visto, battiamoci il petto, riconoscendo di aver bisogno della misericordia, del perdono, dell'aiuto del Signore. E inoltre dobbiamo chiedere con insistenza il dono dello Spirito Santo che ci dia sapienza e intelletto per poter conoscere Gesù e conformarci a Lui. I giorni di questa Settimana Santa, sono un'occasione propizia per sostare qualche istante con più calma per contemplare quanto Gesù ha fatto per noi, per batterci il petto, per far nostri i suoi sentimenti
e le sue scelte. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Amen. Fratelli e sorelle, come veri discepoli seguiamo Cristo, umile Re di gloria, che entra in Gerusalemme per portare a compimento sulla croce la sua missione redentrice. Uniti al nostro Salvatore, invochiamo Dio, Padre misericordioso, principio e fonte di ogni benedizione. Preghiamo insieme e diciamo: per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Santa Chiesa, celebrando con viva fede il grande mistero della passione e morte di Cristo, guardi con cuore materno alla croce di tanti suoi figli e doni loro conforto e sollievo. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, la celebrazione della Settimana Santa renda più intensa la sequela di Cristo che con filiale abbandono è in cammino verso la croce. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per coloro che soffrono, uniti alla passione di Cristo e consolati dall'amore fraterno, riscoprano la forza rigenerante della fede. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per i giovani, sostenuti dalla testimonianza e dall'intercessione dei santi, siano autentici discepoli di Gesù e compiano senza paura scelte generose. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per noi qui riuniti, attingiamo dall'Eucarestia la forza di essere in famiglia e nella società strumenti di pace. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre.
Ricordiamo il Signore la situazione dei nostri fratelli dell'Ucraina, perché cessi la guerra, perché ritrovino la serenità e la pace. Preghiamo. Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo che si incammina con il tuo Figlio verso il Calvario. Fa che dopo averlo acclamato nel giorno dell'esultanza, lo seguiamo con amore nell'ora oscura e vivificante della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa
Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli che era senza peccato accettò la passione per noi peccatori e consegnandosi ad un'ingiusta condanna portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo scambiamoci il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.
Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza, per Cristo nostro Signore. Volgi lo sguardo, o Padre, su questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce, e di vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prima di concludere con la benedizione solenne, un augurio a tutti voi, perché possiate vivere come dono di grazia questa settimana, la santa settimana che ci conduce alla Pasqua del Signore, perché realmente possiamo trovare quel rinnovamento interiore di cui tutti abbiamo bisogno. Cerchiamo di vivere con raccoglimento questi giorni, senza dissipazione, concedendoci, dedicandoci degli istanti, dei momenti di calma, di preghiera, di ascolto, magari partecipando alle liturgie che ci sono in tutte le nostre comunità cristiane. Ricordiamoci di pregare in modo particolare per la pace in Ucraina. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.